Previsioni per venerdì 6 marzo. Sono stati emessi 2 allerte meteo da parte della Protezione Civile per temporali, pericolo allagamenti e piene dei fiumi. Analizzando i modelli previsionali, vediamo che già a partire da questa tarda notte sono possibili dei temporali su tutto il sud della Sardegna, con fenomeni più intensi previsti nel Sulcis Iglesiente, a seguire nel Cagliaritano e nel Sarabus Gerrei. Nel corso della mattinata sono previsti in estensione a quasi tutta l'isola, sino a Sassarese e Nuorese. Nelle aree meridionali sono possibili degli allagamenti nelle zone più fragili, possibili piene dei fiumi e locali smottamenti in alcune parti delle montagne. La parte della Gallura e della Baronia dovrebbe stare ai margini di questo peggioramento. Il vento è previsto ancora da scirocco su tutta l'isola, ma in attenuazione nel corso della giornata. Mediamente soffierà sino a 40 all'ora, ma con punte di 70 all'ora nelle aree del Linas, del Gennargentu e del Mar Ghinego-Oceano. Temperature in calo ovunque, minime previste tra 9 e 10 gradi in montagna, sino a 12 gradi in pianura e costa, e massime sino a 12 gradi in montagna, sino a 15 gradi nelle pianure e nelle coste, e sino a 18 gradi nell'Annurra. In allegato troverete il link al sito della Protezione Civile in cui potrete leggere il testo completo dell'allerta.